Per scappare dagli agenti della polizia locale che lo braccavano, si è gettato nelle acque gelide del fiume Bacchiglione, finendo poi per essere bloccato e arrestato. L'episodio è accaduto sabato pomeriggio tra Viale Dalviano e via Bacchiglione. Protagonista della fuga un giovane di origini tunisine che, alla vista della polizia locale che stava procedendo a un controllo, è scappato improvvisamente all'interno del parco Padre Uccelli, scavalcando la recinzione dell'area verde. Il giovane ha gettato un sacchetto per poi tuffarsi a sua volta nel corso d'acqua. Per darsi la fuga si è gettato letteralmente all'interno delle acque del Bacchiglione. I nostri operatori lo hanno seguito lungo le ripe e quindi al fine proprio di bloccarlo e anche di trarlo in salvo evidentemente. Lo hanno sollevato e hanno recuperato anche la sostanza stupefacente che praticamente era circa un etto di cocaina pura, e per un 350 dosi e per una somma per un valore di circa 18.000 euro. Il soggetto era pericoloso, aveva già ricevuto un ammonimento per codice rosso da parte del signor Questore, quindi diciamo che è stato un intervento molto importante per il quale il soggetto è prevenuto, è stato poi sottoposto all'arresto. Gli agenti sono riusciti a recuperare il sacchetto lanciato dal giovane, che conteneva più di 100 grammi di cocaina. Una parte era suddivisa in 100 dosi pronte per essere vendute, mentre l'altra parte era ancora in sasso e di purezza particolarmente elevata, come rilevato dalle analisi. Era droga non destinata a Campomarzo, ad acquirenti in stato di povertà, era cocaina purissima, quindi destinata a persone che se la potevano permettere. E questo è un tema che ci interroga tutti, perché fin tanto che ci sarà chi compra la droga e magari sono persone rispettabilissime e che vivono in città, altrettanto ci sarà chi la vende. Quindi da questo punto di vista serve la repressione durissima nei confronti di chi spaccia, serve anche un'attività di prevenzione, serve anche che non ci siano più acquirenti in città, non ci sia più chi alimenta il mercato della droga. Per il giovane è scattato l'arresto in carcere per detenzione a fini di spaccio e resistenza pubblico ufficiale.